Via Varè 6, Marghera, siamo davanti all'ingresso del poliambulatorio di Emergency. Qui sorge una struttura, una delle poche strutture in Italia dove chiunque ha diritto gratuito alle cure. Spesso si tratta di persone che non hanno accesso al servizio sanitario nazionale, ci sono molti stranieri, ci sono senza tetto, ma ci sono anche molti italiani. Sono proprio gli italiani che stanno aumentando perché non hanno le risorse per farsi curare, soprattutto quando si tratta di cure odontoiatriche oppure di occhiali. Andiamo a vedere com'è strutturato questo ambulatorio, chi ci lavora. Ci sono decine di volontari, sono medici, sono infermieri e mediatori culturali. C'è molto da fare nel territorio perché continuano ad arrivare migranti, chiamiamoli così in senso generale, e che hanno bisogno di tutto, e quindi noi abbiamo bisogno di avere delle strutture come questa che sta operando al massimo, dando delle risposte plurime, qualificate, importanti io direi, per queste persone che sono completamente allo sbando. C'è una storia particolare che l'ha colpita tra i tanti pazienti che ha visto, magari insomma che l'ha commossa? Ognuno ha un po' una sua storia, però agli inizi, quando proprio abbiamo aperto, abbiamo trattato una persona del Senegal di cui conservo ancora una sua maglietta, una persona relativamente giovane, il quale doveva andare a trovare i genitori, i figli che da tanto tempo mancava, però non poteva andare o non voleva andarci perché gli mancava il sorriso e diceva che si vergognava. E insomma, alla fine abbiamo risolto il problema e quando è tornato ci ha mandato addirittura una sorta di microvideo, ed era in mezzo appunto alla sua famiglia e con le lacrime perché era al settimo cielo. Le posso dire che mi dà molta ma molta soddisfazione, più di quella che io avevo quando ero responsabile di un dipartimento d'emergenza, e qui io ho delle persone che per quello che possono dare ti danno un sorriso, un ringraziamento veramente di cuore, si rendono conto che facciamo delle cose importanti per loro. Diamo loro medicine, li seguiamo dal punto di vista sanitario, ci sono malattie banali che di solito vengono a farsi vedere qui, ma ce ne sono anche di altre più complesse che noi seguiamo fino in fondo.